Accordo tra le regioni sulle richieste al governo, nessun limite di orario per chi è in bianco, ripartenza anticipata per discoteche e matrimoni già dalla prossima settimana. Lungo le coste del Friuli, baristi, ristoratori e albergatori faticano a trovare stagionali con la stagione turistica alle porte e mancano all'appello 3.000 collaboratori, persi 4.000 posti di lavoro nel 2019. Da tempo denunciano un servizio mensa scadente, ora le famiglie degli alunni di una scuola elementare di Udine passano ai fatti. Venerdì andrà in scena la battaglia del panino, pranzo al sacco per tutti. In 2 anni avrebbero ricaricato il proprio cellulare e quelli di altre persone per 80.000 euro senza incassare il denaro per conto della ditta per cui lavorava, e l'accusa mossa alla dipendente di un negozio di telefonia di Udine. Si è spento questa mattina a 82 anni Tarcisio Burnic, vice campione del mondo nel 1970, Zoff, persona straordinaria, tra i migliori difensori della storia, Pizzula, amici fin da ragazzini, esempio di friulanità. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Nessun coprifuoco e la richiesta di anticipare le riaperture di alcune attività, tra le quali discoteche, già dalla prossima settimana. Queste le richieste avanzate al governo dalle regioni che potrebbero passare in zona bianca da lunedì prossimo. Nessuna limitazione aggiuntiva per le zone bianche se non l'applicazione dei protocolli per le attività commerciali già previste per le zone gialle, con la concessione di anticipare delle aperture come il settore wedding e le discoteche. Le regioni guidate da Massimiliano Fedriga hanno presentato una proposta chiara al governo guidato da Mario Draghi in vista di venerdì, quando potrebbe esserci il passaggio in bianco del Friuli Venezia Giulia, del Molise e della Sardegna. Nessun coprifuoco, ipotesi peraltro smentita già ieri sera dallo stesso Fedriga, mentre c'è la richiesta di poter usare spogliatoi e docce delle palestre. Per quanto concerne bar e ristoranti, potrebbe invece arrivare un vincolo a consumare da seduti per evitare effetti movida, in particolare nelle ore dall'aperitivo in poi. Per quanto concerne gli assembramenti, è stato ricordato che possono essere presi degli interventi localizzati in alcune aree e per questo non avrebbe senso predisporre qualcosa a livello nazionale. Infine, sul tema vaccino in vacanza, una delle ipotesi più accreditate è quella di uno scambio di dosi tra regioni se si tratta di persone che stanno in vacanza o per questioni lavorative per più di 3 settimane lontane dal proprio territorio. E con l'avvicinarsi della zona bianca per il Friuli Venezia Giulia potrebbe presto decadere l'obbligo della mascherina all'aperto. Secondo l'infettivologo Krapis ci sono già le condizioni per toglierla, ma dovrà decidere il CTS. Studi scientifici dimostrano il rischio quasi zero per i vaccinati, al chiuso andrà invece indossata fino all'immunità di gregge. La mascherina, almeno all'aperto, potrebbe presto diventare un ricordo. Anzi, le condizioni per toglierla nella nostra regione, che si avvia verso la zona bianca, ci sarebbero già, come spiega l'infettivologo Massimo Krapis, anche se l'ultima parola spetterà al Comitato Tecnico Scientifico, merito della bella stagione, ma soprattutto dell'impulso dato dalla vaccinazione. Dal punto di vista scientifico ci sarebbero già le condizioni, come ci fanno vedere i documenti dei CDC di Atlanta, anche da un punto di vista iconografico fanno vedere in maniera importante. Da questa parte noi abbiamo i soggetti pienamente vaccinati, quindi con la doppia dose di vaccino, dall'altra parte i soggetti non vaccinati. In verde ovviamente vuol dire attività con un rischio molto basso, giallo un rischio medio, rosso un rischio alto. Vedete che nella casella dei pienamente vaccinati non c'è nessuna attività a rischio, ma soprattutto all'inizio vedete le faccine senza la mascherina, che vuol dire che nell'attività outdoor, quindi all'esterno, nessuna attività è da considerare a rischio e quindi tutte le attività possono essere fatte senza mascherina. E sottolineo che la mascherina in queste faccine non c'è neanche nei non vaccinati, se sono all'esterno. Quindi io spero a breve che potremo togliere la mascherina all'esterno, chiaramente. Io credo che all'interno invece rimarrà sostanzialmente, almeno fino a che non raggiungiamo poi l'immunità di comunità tramite la vaccinazione. I dati dei contagi di oggi: 30 le positività rilevate da 7.304 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, ma si registrano 2 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive sono 10, mentre quelli in altri reparti scendono a 46. Le persone in isolamento calano a 5.007.
Di sequestro in Friuli Venezia Giulia dei vaccini AstraZeneca, lotto ABV 2856, che erano stati ritirati in marzo a seguito della morte di un sottufficiale della Marina Militare. I vaccini si trovano a Pordenone, dove saranno restituiti dai carabinieri del NAS di Udine agli hub vaccinali. Sono in corso su tutto il territorio nazionale da parte dei NAS le operazioni di dissequestro e restituzione dei vaccini AstraZeneca lotto ABV 2856 che erano stati sequestrati nel marzo scorso su disposizione dell'autorità giudiziaria a seguito della segnalazione riferita al caso con esito fatale di un sottufficiale della Marina Militare. In tutta Italia il dissequestro riguarda 30.000 dosi, alcune delle quali si trovano a Pordenone. A procedere alla restituzione nella nostra regione saranno quindi i militari del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. La procura di Siracusa è stata tra le prime in Italia a deviare le indagini a seguito dei responsi analitici pervenuti dall'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e Ambiente olandese e dal Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Le analisi svolte in un contesto investigativo ad alto tasso tecnico hanno stabilito che i lotti, oltre a essere corrispondenti per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anti-Covid-19 analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Le dosi dissequestrate saranno restituite ai responsabili di ciascuna struttura sanitaria dove erano custodite, nel pieno rispetto delle linee guida sulla modalità di conservazione per garantire la catena del freddo, e saranno destinate nuovamente agli hub vaccinali. Anche il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, oggi si è vaccinato. Ognuno di noi deve fare la propria parte nella lotta al Covid, ha scritto sui social l'assessore alla salute postando le foto della somministrazione. Vaccinarsi è un gesto di rispetto anche verso il prossimo, indispensabile per tutelare la comunità e per la ripartenza del paese. Non abbassiamo la guardia, vacciniamoci. Siamo alla cronaca, attimi di paura questa mattina a Codroipo intorno alle 9, dove diversi cittadini hanno segnalato un pacco sospetto abbandonato vicino a un negozio. C'è stato il timore che potesse contenere dell'esplosivo o qualcosa di pericoloso. Era avvolto da alcuni strati di carta. Scattate poi diverse chiamate al 112 e sul posto sono intervenuti gli artificieri con un robot. Hanno scoperto che all'interno c'erano dei telefoni cellulari e un foglio con una scritta a mano che riportava queste parole: vogliamo che tutto ricominci. In riferimento forse alle riaperture, anche se il gesto potrebbe non essere ricollegato necessariamente alle disposizioni antipandemia. L'area in cui è stata segnalata la presenza del pacco sospetto si trova in prossimità di un negozio di telefonia. I carabinieri della stazione di Codroipo indagano per procurato allarme. E sono in corso da questa mattina a Latisana le ricerche di una donna di 56 anni di Castions di Strada che non dà notizie di sé da ieri mattina. È scattato così il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse con l'allestimento di un'unità locale di comando e vigili del fuoco del distaccamento di Latisana. Collaborano alle ricerche la protezione civile, i sommozzatori, l'unità cinofile, carabinieri, polizia locale di Stato, l'unità speleo alpino fluviale e per dei sorvoli dall'alto l'elicottero proveniente dal nucleo volo di Venezia. Sarà presidiata tutta la notte con il comando locale dei vigili del fuoco e le ricerche riprenderanno domani alla prima luce dell'alba. Un uomo di Tricesimo di 52 anni è stato trovato con mezzo chilo di hashish e 6 grammi di cocaina occultati in auto. Anche nella sua casa è stata rinvenuta droga, 130 grammi di marijuana e alcuni grammi di metanfetamina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. È stato arrestato dalla Polizia di Stato. A titolo cautelativo sono state ritirate armi da caccia e munizioni detenute regolarmente. In manette anche un 57enne di Udine, trovato prima con 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione e poi nella sua casa di altri 3 kg della stessa sostanza. In 2 anni avrebbe ricaricato il proprio cellulare e quelli di altre persone per 80.000 euro senza incassare il denaro per conto della ditta per cui lavorava. È l'accusa mossa alla dipendente di un negozio di telefonia di Udine che avrebbe agito assieme al compagno.
Avrebbero effettuato ricariche telefoniche per un totale di oltre 80.000 euro senza incassare il denaro, causando un rilevante danno patrimoniale all'azienda. Di furto aggravato sono accusati la dipendente di un negozio di telefonia di Udine e il suo compagno, imputati in un processo che ha preso oggi le mosse in tribunale a Udine davanti al giudice monocratico Rossella Miele, che ha ascoltato le prime testimonianze. I fatti contestati alla coppia risalirebbero al 2017 e al 2018, arco di tempo nel quale la dipendente avrebbe ricaricato il cellulare proprio del compagno, oltre a quelli di altre persone loro legate, senza però incassare il denaro. Un conto salato, visto che per la società nel biennio sarebbero mancati oltre 80.000 euro. Stando alle testimonianze, l'azienda individuò nella dipendente, difesa dall'avvocato Massimo Borgobello, la responsabile dell'ammanco, dalla quale avrebbe ottenuto una confessione scritta. Inoltre, secondo la tesi dell'accusa, la coppia si sarebbe resa responsabile del danneggiamento dell'automobile del legale rappresentante della ditta, costituitosi parte civile e assistito dall'avvocato Stefano Buonocore. All'uomo, difeso dall'avvocato Denaura Bordandini, è contestato anche il reato di atti persecutori nei confronti del titolare dell'azienda. Dal canto loro, i difensori sostengono che i conteggi dell'ammanco non hanno alcun riscontro effettivo, che la lettera confessoria sarebbe stata ottenuta in maniera forzosa e che, come emerso in aula, era il fratello del querelante a redigere il registro dei corrispettivi, sui quali l'imputata non metteva mano. L'estate sta arrivando, la stagione turistica è partita, ma baristi, ristoratori e albergatori fanno fatica a trovare stagionali. Dal 2019 sono stati persi 4.000 posti di lavoro e molti con la pandemia hanno deciso di cambiare occupazione. Nel litorale friulano si cercano 3.000 collaboratori. Il lavoro c'è, ma mancano gli stagionali e questo mandano in crisi settori come ristoranti, bar, alberghi. Rispetto al 2019 il Friuli Venezia Giulia vede nel settore dei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, discoteche, balneari, 4.380 posizioni scoperte. In parte non verranno più ricoperte, però molti sono quelli che stiamo ancora cercando. Nello specifico abbiamo circa 2.000 persone che non lavorano più, che avevano contratti a tempo determinato, ma almeno altri 2.000 che avevano un contratto a tempo indeterminato. Ecco, questi devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile, unitamente almeno alla metà dei lavoratori che avevano contratto a tempo determinato. Molti se ne sono andati da questo settore e parliamo di personale qualificato, rivolgendosi ad altri settori per i quali non sono qualificati o non lo sono ancora, proprio per il clima di incertezza che si è respirato per troppo tempo nel settore dei pubblici esercizi a causa di una gestione della pandemia, secondo noi, quantomeno criticabile. Qualcuno probabilmente si accontenta anche dei sussidi e non cerca proprio più lavoro, magari il secondo reddito della famiglia, non il primo, ma tanti anche così. Amato De Monte dal 1° giugno sarà alla guida della Sores. L'attuale direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia è stato nominato con decreto di ARCS con la relativa cancellazione del concorso che era stato predisposto sempre dall'azienda Zero. De Monte prenderà servizio pieno a partire dal 1° agosto e sarà in affiancamento dell'attuale direttore facente funzioni per i mesi di giugno e luglio. Ed ora andiamo a Grado. Il futuro delle terme è stato al centro del dibattito in Consiglio regionale con la richiesta di chiarimenti da parte del Partito Democratico. Il 2023 potrebbe essere l'anno della svolta. C'è una data, estate 2023. Le nuove terme di Grado potrebbero finalmente arrivare a una svolta dopo la decisione della Giunta regionale di spacchettare gli interventi con l'obiettivo di avviarli dopo anni di progetti. Le ipotesi sono emerse nel corso della seconda commissione consigliare presieduta da Alberto Budai e l'incontro si è tenuto su richiesta del Partito Democratico. Sergio Bini, assessore al turismo, ha evidenziato che il polo termale di Grado costituisce un patrimonio per l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia e, pertanto, le attività per la sua realizzazione e il suo completamento non possono più essere condizionate da diatribe e fraintendimenti. È stato deciso, ha spiegato l'assessore, di spacchettare i lavori e di intervenire con un secondo lotto da 5 milioni da realizzarsi entro dicembre 2022 con i collaudi previsti entro giugno 2023. Poi avanzerebbero circa 15 milioni per il lotto conclusivo. Attualmente la spada di Damocle è rappresentata da due temi in particolare: il diritto di superficie in scadenza alla fine del 2025 e poi la realizzazione di un parcheggio. Quest'ultimo aspetto, secondo il sindaco Dario Raugna, superato dopo un incontro con il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Secondo Sergio Bolzanello e Diego
Moretti del PD, il polo è un'opera strategica per lo sviluppo del comparto turistico del Friuli Venezia Giulia, sul quale già nella precedente legislatura il centrosinistra è intervenuto avviando l'iter per la progettazione e la realizzazione della struttura e portando il finanziamento a 29 milioni di euro più 2 milioni per i parcheggi rispetto ai 14 milioni di euro ereditati. Ora, a fronte dei ritardi accumulati in questi 3 anni di nuova giunta regionale, è necessario accelerare per assicurare l'effettivo avvio, chiarendo al contempo le intenzioni sulla futura gestione. Il punto sulla rotta balcanica è stato fatto questo pomeriggio dal prefetto di Trieste, Valenti, alla Commissione Schengen alla Camera. Ogni anno, ha riferito, si contano 8.000 arrivi. Un flusso di 8.000 arrivi all'anno, di cui la maggior parte, oltre 5.000, nel territorio di Trieste. Il prefetto Valerio Valenti è stato audito durante i lavori della Commissione Schengen della Camera dei Deputati per fare il punto sulla situazione della rotta balcanica. Valenti ha sottolineato come i migranti che arrivano lo fanno in prevalenza da Pakistan e Afghanistan, ma non mancano arrivi dal Nord Africa e dal Nepal. A Trieste, territorio nel quale Valenti è prefetto, sono arrivati nel 2019 5.600 migranti, numeri simili nel 2020, quando ci sono stati picchi di 1.000 arrivi in un mese e 150 in un solo giorno. Da marzo, perché da settembre in poi storicamente gli arrivi si azzerano, di quest'anno sono arrivati 1.300 persone, con un incremento del 15% dei minori non accompagnati. Sono poco più di 2.650 quelli che restano ospitati in FVG, mentre gli altri vengono spostati verso altri territori. 500 i posti complessivi per la quarantena su tutto il territorio, visto che i 200 di Trieste sono già esauriti. Sul fronte del personale, oltre a polizia, carabinieri e guardie di finanza, ci sono 425 militari. I turni vedono 140 operatori in servizio in Friuli, 80 nell'Isontino e 100 a Trieste. Sul fronte degli arresti, nel 2019 a Udine sono stati 5 passer fermati, ancora 0 quest'anno, mentre a Trieste 39 e 14 nel 2021. Valenti ha comunque confermato uno spostamento della rotta verso le strade e le ferrovie che collegano Gorizia con Udine, dove i migranti vengono abbandonati, aree oggi presidiate in maniera importante. Per le pattuglie miste Italia-Slovenia, il prefetto ha parlato di esperienza più che positiva, sono comunque ferme da marzo 2020 causa Covid. L'obiettivo è però farle ripartire estendendole fino alla Croazia. Sul fronte delle riammissioni è stato ricordato come la Slovenia sia uno Stato europeo dove esistono libertà democratiche e leggi simili a quelle in vigore in Italia, e il prefetto ha ricordato come la sentenza che dava ragione a un cittadino pakistano è stata poi ribaltata in un secondo momento, dando ragione al governo sulla legittimità dei rimpatri. Considerano il servizio mensa non adeguato. Per questo motivo, in una scuola elementare di Udine, venerdì prossimo andrà in scena la battaglia del panino. I genitori, stanchi dai pasti consegnati ai figli, hanno deciso di far mangiare ai loro figli solamente il pranzo al sacco preparato a casa. Sciopero della mensa in una scuola primaria di Udine. Venerdì 28 maggio i bambini che frequentano la Boschetti Alberti in via Baldasseria Media metteranno in scena la battaglia del panino, una vera e propria protesta per sottolineare quelli che i genitori definiscono i gravi disservizi in atto da inizio anno scolastico. Le famiglie lamentano porzioni scarse, fredde, frutta spesso marcia. Non di rado, infine, molte mamme e papà vedono i propri figli tornare a casa affamati. Situazioni soggettive forse, ma che sembrano trovare un riscontro anche nei questionari sul livello di gradimento del servizio mensa distribuiti in questi giorni nell'istituto. I bambini che aderiranno alla protesta di venerdì prossimo si porteranno da casa un panino da consumare in classe senza per questo pagare il pasto. I compagni invece, che non parteciperanno alla mobilitazione, potranno recarsi regolarmente in mensa. La decisione di agire arriva ad una decina di giorni dal termine delle lezioni, una scelta, ci ha raccontato una madre, dettata soprattutto dalla speranza di dare un ulteriore segnale all'inadeguatezza del servizio fornito dalla ditta appaltante, più volte finita nel mirino anche in altri istituti scolastici udinesi. Dove un tempo sorgeva Cascina Mauroner, nascerà a breve un bosco urbano. Così aveva deciso la Giunta Comunale di Udine, che aveva siglato un accordo con Arbolia per l'individuazione di terreni oggetto di possibili progetti di rimboschimento. Il sindaco Pietro Fontanini ha effettuato assieme ai referenti di Arbolia un sopralluogo dell'area che grazie a questo intervento potrà diventare un grande polmone verde per l'intera città, e grazie ai percorsi pedonali e ai sentieri che saranno creati un luogo destinato alla socialità, all'attività motoria, allo svago, all'aria aperta. Gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione del bosco urbano riguarderanno, oltre alla salubrità dell'aria, la stabilizzazione del terreno, che si otterrà attraverso la piantumazione di essenze arboree rigorosamente autoctone, come confermato dai referenti ad Arbolia. Si chiama Stivi, il nuovo e innovativo progetto di inclusione sociale per i giovani e i meno giovani con diverse abilità che potranno imparare a vivere in maniera autonoma. È stato presentato questa mattina a Tavagnacco.
Imparare a vivere in autonomia grazie a un centro inclusivo allestito nel cuore di Tavagnacco. Questo è l'obiettivo del progetto realizzato in collaborazione tra il Comune e l'azienda sanitaria. È uno degli spazi innovativi che interpreta l'integrazione sociosanitaria, un'iniziativa importante che l'azienda fa in collaborazione col Comune di Tavagnacco e che consentirà di affrontare il tema della disabilità, consentendo delle persone di avere una prospettiva di indipendenza e di inclusione. Qui i ragazzi apprendono come vivere in autonomia e come gestire la propria giornata sia presente ma anche futura, nel senso che questo è un dopo di noi accelerato rispetto ai progetti che dopo di noi già presenti sul nostro territorio. La struttura è in grado in questo momento di accogliere 5 ragazzi, può accogliere anche più persone, nata in collaborazione naturalmente con i servizi per la delega. La nostra collaborazione non consiste soltanto nel mettere a disposizione i locali, ma nel creare con la loro comunità un rapporto virtuoso, per cui noi ci aspettiamo sicuramente di ospitarli, di collaborare e di usufruire anche delle competenze che loro metteranno a disposizione di tutta la comunità. Non solo proteste ma anche proposte. I rappresentanti dei comitati a difesa dei piccoli ospedali hanno illustrato al prefetto di Udine criticità e possibili soluzioni per rendere operative le strutture sanitarie minori. I comitati a difesa dei piccoli ospedali di Cividale, Gemona, Maniago, presente anche quello di San Pietro a Natisone, hanno presentato al prefetto di Udine Marchesiello le criticità dei rispettivi territori e le loro proposte. In particolare hanno chiesto lo stop ai tagli per gli ospedali di riferimento e l'applicazione dei contenuti del decreto Balduzzi del 2015, che prevede il mantenimento di presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, situati in aree considerate marginali, montane e pedemontane, lontani dagli ospedali hub. Le strutture devono comprendere un reparto con almeno 20 posti letto di medicina, con un proprio organico di medici e infermieri, una chirurgia in day surgery, un pronto soccorso dedicato all'emergenza urgenza, una radiologia collegata a un ospedale hub o spoke, ambulatori con il necessario personale e attrezzature per evitare il pendolarismo tra strutture e alcuni servizi minori ma necessari al funzionamento delle strutture stesse. A tal proposito, come riferisce Claudio Polano in rappresentanza dei comitati gemonesi, è in atto una mobilitazione popolare, in particolare sui social, finalizzata a far recepire le istanze delle popolazioni di questi territori, che sono le più anziane della regione. Da domani prende avvio la stesura del dossier che Pordenone dovrà presentare in luglio per la candidatura a Capitale del Libro 2022. La corsa di Pordenone, che ambisce a diventare capitale italiana del libro 2022, prenderà avvio domani con la prima riunione tecnica convocata dall'assessore alla cultura Pietro Tropeano. Per gareggiare, la città redigerà un articolato dossier di candidatura con il progetto culturale e un'analisi di sostenibilità economica finanziaria, il tutto da inviare entro l'11 luglio. Vogliamo costruire un dossier di partecipazione che tenga conto di tutta l'esperienza di Pordenone Legge, ma anche dell'esperienza di tutte le altre associazioni che hanno partecipato a rendere fertile l'humus culturale di questa città. Mi riferisco a Dedica, mi riferisco a Cinema Zero, mi riferisco a Pordenone Pensa. Un dossier incentrato anche sulla nostra biblioteca, una biblioteca multimediale che ha avuto il riconoscimento di città che legge dal 2017 fino ad oggi. Con il riconoscimento arriverebbe anche un finanziamento da 500.000 euro. Questa candidatura è sicuramente propedeutica all'altro grande progetto che Pordenone ha in cantiere, quello di partecipare anche al bando per Capitale Italiana della Cultura nel 2024. Svelati oggi i 4 vincitori della 37esima edizione del premio Hemingway promosso dal Comune di Lignano insieme a Pordenone Legge. Quest'anno nel weekend del 25 giugno gli incontri con gli autori torneranno in presenza. La scrittrice Dacia Maraini per la letteratura, l'artista Franco Fontana per la fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l'avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimoni del nostro tempo. Sono questi i 4 vincitori del premio Hemingway 2021, 37esima edizione, che verranno premiati tra il 25 e il 26 giugno, in un evento che sarà in presenza con gli incontri pubblici con i vincitori al Cinema City di Lignano.
Franco Fontana per la fotografia, questo libro America, no? Quindi le fotografie dei suoi viaggi americani, quindi l'America come, diciamo, luogo naturale dello sguardo di Hemingway, come luogo di nascita dello sguardo. Stefano Mancuso, il grande scienziato botanico, per il rapporto di Hemingway con la natura, no? Il fatto che la natura, diciamo, quasi leopardiana di Hemingway, una natura che ti costringe allo stoicismo, alla quale in un certo senso ci si abbandona, è la base appunto in gran parte soprattutto dei racconti della letteratura di Hemingway. Maraini, per quel che riguarda la questione del raccontare le vite degli ultimi, delle persone senza storia, come direbbe Manzoni. E infine Verdone per il taglio cinematografico, no, dei racconti di Hemingway. Ed è meravigliosa l'analisi che fa. La cosa bella, come si diceva prima, è che riusciremo a farlo finalmente in presenza, perché l'anno scorso è stato ovviamente molto complicato, ma tornare a vedere questi grandi personaggi, a sentire le loro parole, a stare dal vivo in una bellissima città come Lignano, credo che sarà una cosa bellissima per tutti, proprio il senso di una rinascita, di un risorgere dopo un periodo tremendo. Da un accordo triennale siglato tra Centro Studi di Casarsa e Società Filologica Friulana nascerà la prima bibliografia delle opere friulane di Pierpaolo Pasolini. Una bibliografia delle opere friulane di Pierpaolo Pasolini, ancora mancante, diventerà presto realtà, grazie a un accordo triennale siglato tra Centro Studi Pasolini di Casarsa e la Società Filologica Friulana. A firmare il patto i presidenti Flavia Leonarduzzi e Federico Vicario. Nel dettaglio, la Società Filologica Friulana, oltre a redigere la bibliografia, promuoverà convegni, studi e ricerche di interesse bibliografico sulla figura e l'opera di Pasolini, curando la loro eventuale pubblicazione. L'obiettivo è descrivere tutta la produzione di Pasolini in lingua friulana o di ambientazione friulana attraverso una bibliografia che comprenderà non solo le opere di Pasolini, ma anche le opere su Pasolini, includendo quindi interventi di vario tipo, quali recensioni, critica letteraria, approfondimenti, analisi e convegnistica. È evidente come un percorso del genere non possa che essere digitale e quindi si prevede la creazione di un portale dedicato con un database online. Il tutto alla vigilia a Casa Colussi della mostra L'Accademiuta e il suo trepido desiderio di poesia, e a meno di un anno dalle celebrazioni del centenario della nascita dell'intellettuale casarsese, che sarà celebrato nel 2022. Burocrazia e pandemia mettono in difficoltà l'oasi dei Quadris di Fagagna. Per continuare a curare gli animali, gli spazi verdi, la Onlus che la gestisce propone l'adozione di un cicognino. Un contributo di 10 euro, si può adottare un piccolo e permettere ai volontari di resistere fino a quando il parco riaprirà nuovamente al pubblico. Chiusa dagli inizi dello scorso novembre, prima della pandemia e quindi per intoppi burocratici, l'oasi dei Quadris di Fagagna è in difficoltà e lancia un appello a tutti gli amanti delle cicogne e degli animali. Nel periodo precedente il Covid, spiega Renzo Oliana, presidente dell'associazione Amici dei Quadris, la Onlus che si occupa di gestire l'area verde, riuscivamo a ottenere degli introiti dai visitatori e dalle scolaresche, che arrivavano numerose, fino a 20.000 persone all'anno. Adesso questo contributo non c'è più e rimane solo quello del comune di Fagagna. Da qui la scelta per la prima volta di chiedere aiuto proponendo l'adozione a distanza di un piccolo di cicogna. Con un contributo di 10 euro si può aiutare a mantenere in attività l'oasi fino a che non potrà riaprire i suoi cancelli. Il parco ospita oggi 100 cicogne, più quelle in arrivo con la migrazione. Sono 60 poi i piccoli nati in queste ultime settimane, che purtroppo tra l'altro rischiano di non continuare a vivere, poiché crescendo, non protetti dalle loro mamme, possono soccombere per le perduranti condizioni di maltempo e temperature basse. Per questo purtroppo non possiamo farci nulla. Si è spento questa mattina a 82 anni Tarciso Burnic, soprannominato La Roccia dal suo compagno di squadra all'Inter Armando Picchi, morto esattamente 50 anni fa. Vice campione del mondo nel 1970 e campione d'Europa nel 68, Burnic ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter dei record con cui ha vinto scudetti e coppe dei campioni. In sport FVG sentiremo il ricordo di personalità di spicco e i suoi compagni di spogliatoio con le voci di Dino Zoff, Adriano Fedele e Bruno Pizzul. E invece questa sera, in prima serata alle 21, le emozioni delle 3 giorni del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia saranno rivissute durante la trasmissione in diretta Elettroshock. In studio ci sarà la maglia rosa per eccellenza del Friuli, Enzo Cainero, con lui anche il direttore della Protezione Civile regionale Aristei. Non solo tempo di bilanci, ma anche occasione per guardare al futuro con le anticipazioni che Cainero vorrà regalarci in diretta a partire dalle 21. Io vi ringrazio
ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata su Telefriuli. Buona serata.